Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, buongiorno al nostro primo ospite che è Marco Stradiotto, segretario del Partito Democratico di Venezia, ma politico di lungo corso, insomma, nel curriculum vita e una ampia esperienza come amministratore locale, sindaco e poi anche partecipazione in Senato e adesso... E la Camera prima e il Senato poi. La Camera prima, vede che quindi è un lungo corso e adesso segreteria del Partito Democratico. Sì. Beh, questa è attività di volontariato. Perché? Perché per me è attività di volontariato, nel senso che io ho il mio lavoro e dedico le giornate che non sono impegnato al lavoro a questo ruolo. Ho scelto in modo esplicito proprio che sia volontariato, cosa che una volta nei partiti c'era incarichi di carattere dirigenziale erano pagati, invece questo no, ma proprio per una mia scelta, perché nel momento in cui si dice a livello nazionale che non ci deve più essere il finanziamento pubblico ai partiti, di conseguenza bisogna iniziare dal basso a dare l'esempio, insomma, ecco. Al di là dell'aspetto della retribuzione, l'impegno però non è un impegno di volontariato così. No, l'impegno che ti prende volevo dire qual è l'impegno di un segretario, soprattutto di una sezione come quella di Venezia, insomma, che ha una lunga storia, una lunga tradizione. No? Venezia è provincia, esatto. Quindi diciamo sono 43 comuni. Una roccaforte del centro-sinistra più o meno per certi aspetti, a iniziare dal capoluogo di provincia, però c'è una tradizione rossa, chiamiamola così, un po' più radicata che in altre aree del Veneto, se non sbaglio. Sì, la tradizione sì, anche se poi il partito è cambiato, si è modificato molto e forse è la prima volta, anzi io arrivo insomma dall'esperienza Margherita, quindi da quella parte della democrazia cristiana che ha fatto il percorso del Partito Popolare, Margherita e quindi il Partito Democratico. Ed è una bella esperienza molto impegnativa perché i giorni, di fatto mi brucio tutti i weekend e gli altri giorni che non lavoro sono H24 in questo ruolo, mi piace, adesso cercheremo appunto di vedere se riusciamo, lo spirito con cui ho accettato questo incarico è quello di tentare di far diventare il Partito Democratico utile alla società, indipendentemente da chi lo vota. Ecco, questo è il tentativo. Senso, appunto, oggi a cosa serve una segreteria provinciale di partito? In un momento in cui le segreterie stanno perdendo un po' quel ruolo che hanno avuto istituzionale, parliamo anche di scelta di candidati e qui arriviamo piano piano al tema di estrema attualità, la legge elettorale, l'incontro Renzi-Berlusconi, ma proseguiamo per gradi. Il tema è soprattutto non tanto quello di ragionare sui nomi e cognomi, dove per quanto riguarda il Partito Democratico abbiamo adottato il meccanismo delle primarie anche in presenza di questa malefica legge elettorale che bene o male ha permesso di scegliere, poi con tutte le obiezioni del caso. Ma il tema vero è che il lavoro che deve fare una segreteria provinciale è quello di fare un ragionamento soprattutto sui temi. Allora, se noi andiamo a ragionare, che ne so, di infrastrutture, è molto probabile che il comune interessato da quella particolare infrastruttura non la voglia, o nel senso, se è un'infrastruttura di carattere regionale o nazionale non la voglia scaricare sul comune vicino, o si tratta di un'infrastruttura o di altro tipo di scelta, e un partito che invece ha una funzione di carattere nazionale, regionale e provinciale deve viceversa tentare di trovare le soluzioni, perché la politica è l'arte di mettere insieme gli interessi contrapposti. Senza politica, mettiamo un computer, non è la stessa cosa. Certo, la politica deve fare il suo mestiere, se la politica è clientela e se la politica è postificio, cioè trovare il posto a qualcuno, non svolge correttamente quello che è il suo ruolo primario, ossia quello di tentare di mettere insieme gli interessi contrapposti. Rispetto a questo io sto vivendo un'esperienza dove mi trovo che probabilmente i traumi della crisi economica in alcuni casi non sono ancora arrivati, perché chi ha la pancia piena non capisce chi è senza lavoro, e con un pregiudizio rispetto alle opportunità di sviluppo che potrebbe avere anche la nostra area territoriale, io non dico neanche provincia, perché la dico città. Lei sta mettendo il dito proprio nel cuore del problema, no? Parlava prima di infrastrutture, mi viene in mente, visto il territorio che gestisce, gestisco. Sì, dal punto di vista della segreteria provinciale del Partito Democratico ovviamente, viene in mente la nuova Romea Commerciale, mi viene in mente Veneto City, però lei parla anche di
questioni di lavoro. E come una segreteria provinciale di partito entra nella discussione, che tipo di apporto dà per risolvere, per creare opportunità di occupazione, per intercettare appunto chi non riesce ad arrivare a fine mese? Un partito non crea posti di lavoro, questo poco ma sicuro, perché sennò fa un altro mestiere. Però un partito può aiutare a anche la questione della progettazione partecipata, ad esempio, è una cosa molto importante, può contribuire, ma ho aperto solo una parentesi, può contribuire a far crescere l'opinione pubblica in positivo rispetto a determinate scelte, a determinate questioni. La sento molto questa responsabilità in un momento in cui viceversa ci sono alcuni partiti politici e movimenti politici che invece ragionano l'opposto, ossia che lavorano sulla cultura del no, che lavorano sulla cultura dell'individualismo puro, ossia quando io sono a posto a casa mia, chiudo la porta di casa mia, sono arrivato sul marciapiede pubblico e dico il vaffa di turno. Ecco, quello è il modello che non porterà sviluppo al Paese. Questo Paese riuscirà a ripartire nel momento in cui ripartirà partendo dalla fiducia e dalla speranza. Per avere la fiducia bisogna che innanzitutto i partiti facciano bene il loro mestiere, perché se oggi sono considerati inutili, anzi motivo di spreco, qualche motivo c'è. E noi dobbiamo ripartire, ognuno di noi, nei propri ruoli, nel dimostrare che invece dei partiti c'è la necessità, primo, nel momento in cui scelgo, per quanto mi riguarda, che questa attività è attività di volontariato. Come appunto lei opera sul campo, no? Visto che dall'esperienza di sindaco poi è stato in Parlamento, dove ha fatto parte anche della Commissione Bilancio, quindi lei con i conti ha una certa dimestichezza. Purtroppo conosco i conti. Ecco, prima di parlare però dell'aspetto nazionale mi premeva capire quali sono le questioni su cui sta lavorando nel territorio. Beh, intanto stiamo lavorando, partirà un laboratorio dell'economia che per noi diventerà una sorta di comitato scientifico dove non ci sono solo iscritti del partito ma ci sono anche personalità del campo dell'università, nel campo dell'economia su cui discuteremo delle determinate questioni anche infrastrutturali. Ad esempio ci sarà chi dice sì, chi dice no e chi dice sì perché e no perché. Ma a chi dice no chiederò anche quindi qual è l'alternativa. A che infrastrutture si riferisce? Ma ad esempio uno dei temi su cui io credo che esempio Venezia dovrà dare una soluzione è la questione grandi navi. Allora abbiamo detto no sul bacino di San Marco, benissimo, siamo tutti d'accordo, io però non posso dire no a quel flusso turistico che permette di avere milioni di turisti, probabilmente gestiti male, ma che sono una ricchezza non solo per Venezia ma anche per l'entroterra. Venezia non ne può più perché siamo arrivati al limite, ma forse organizzati in modo diverso sono una risorsa. In una provincia e una regione dove il tema posti di lavoro è drammatico, io non posso pensare che delle scelte amministrative possano perdere centinaia di posti di lavoro. Questo non vuol dire che devo distruggere la laguna, quindi in questo lavoreremo e troveremo la soluzione. Quello che non mi piace è lavorare alla giornata, ossia che si dice no senza pensare che quel no ha un rovescio della medaglia a cui bisogna dare una risposta. Quindi un ritorno alla politica partecipata? Beh, io credo che la miglior cosa sia proprio quella, come ci insegnano i paesi più avanzati da questo punto di vista, ad esempio la progettazione partecipata è molto importante. Beh, dialettica e dialogo, no? È la base della politica, se si fa un'analisi del greco. Per me l'attività più bella che ho svolto, tra le varie che ho svolto, è stata quella di sindaco, dove ti trovavi ogni giorno con un problema nuovo ma la cosa più simpatica, mi ricordo in quel tempo, era il tempo in cui arrivavano i primi cellulari, erano 93, ho iniziato, quindi. E mi ricordo il dramma che ti arrivava il cittadino che si lamentava perché il cellulare non aveva sufficienti tacche in quel territorio e dopo mezz'ora ti arrivava quello del comitato contro l'antenna. E quella era la capacità della politica di mettere insieme gli interessi contrapposti, ma sa qual era? Collocare l'antenna magari a debita distanza o magari in zone particolari. Certo. Ma la cosa più bella era quando magari a metà della discussione, a volte mi è capitato di fare questo scherzo, chiamavo al cellulare il presidente del comitato, eravamo nella stessa riunione e lui rispondeva e io gli dicevo ma allora ti serve l'antenna?
Questo per farci capire, no, che spesso e volentieri, allora in quel caso poi abbiamo fatto un piano, esempio delle antenne, in accordo con i comitati, tentando ovviamente di mettere nelle zone che creavano meno problemi possibili e allo stesso tempo dando anche maggiori entrate al comune, perché piuttosto che quei canoni e quindi abbassando di conseguenza la pressione fiscale. Questo per dire che ogni cosa, l'importante è dire no, se io dico no una cosa devo dirsi un'altra, cioè ogni scelta ha un rovescio della medaglia. Se non c'è rovescio della medaglia probabilmente non è una scelta. Apertura all'analisi e poi alla sintesi, che è un approccio della politica di origine democristiana che sta ritornando. Non so se sia di origine. Molto in... Ma credo sia la politica del buon padre e della buona madre di famiglia, cioè cosa che spesso abbiamo perso e che in questo momento io credo anche per alcune scelte parlamentari nazionali, insomma alcune cose non sono chiarissime, cioè non sono approfondite nel modo adeguato. Si lavora troppo per slogan, per spot. Anche a livello della politica nazionale, e qui arriviamo... Ma lo scontro ci sarà sempre, lo scontro sulle idee è positivo, lo scontro sui nomi e cognomi, non lo so se sia finito, per me non c'è mai stato. E anche perché io ho la mia formazione è di carattere commerciale dal punto di vista lavorativo, io sono un agente di commercio, agente assicurativo, e la prima cosa che ti insegnano è parla bene del tuo prodotto, non parlare male degli altri. Mi è sempre andata, però nel centro-sinistra non è mai stata seguita proprio questa linea, ma non è che noi, anzi forse uno dei motivi per cui si sono persi tanti punti è stato proprio questo. Io credo che molte volte mi sono trovato a disagio nel mio partito, perché comprendevo che alla fine eravamo noi che alimentavamo l'avversario. No, eravamo noi che facevamo pubblicità all'avversario, perché era il nome più citato rispetto a viceversa ai nostri leader, cioè eravamo noi che facevamo pubblicità all'avversario. Che peraltro come vede, io non l'ho detto, non ho fatto nomi, ho fatto cognomi. Però lei è un renziano della seconda ora e adesso arriviamo, lei dice Matteo Renzi volontariamente o involontariamente sta ripescando dal cilindro magico Silvio Berlusconi. Questo incontro sul definire una legge elettorale era un passo obbligato, era necessario, visto che insomma una certa si è visto che questa cosa bisogna fare, e sicuramente le primarie, il 60% dato a Matteo Renzi, ora fa delle cose che è quello che poi chiede tutto il Paese, a prescindere dagli elettori del centro-sinistra. Ma io credo che una legge elettorale non si possa fare di maggioranza. Credo che Matteo Renzi abbia fatto bene a fare le 3 proposte che ha fatto, facendo capire che non ha un pregiudizio, che è disponibile a qualsiasi soluzione purché si superi l'attuale legge elettorale, che è veramente una porcata, perché è da là che nasce il distacco della politica dai cittadini. Io ho avuto la fortuna di essere eletto col sistema vecchio, col famoso Mattarellum, dove sono stato scelto dal territorio dove mi ero presentato, e ho avuto la sfortuna di essere eletto al Senato l'ultima volta. Ecco, io dico che prima la spazziamo via, prima meglio è per gli eletti e per i cittadini. Detto questo, io sono assolutamente convinto che sia stato giusto aprire all'opposizione. L'apertura era anche nei confronti di Grillo. Grillo ha preferito dire di no, cioè ha preferito dire votiamo con questa legge. Berlusconi, che è l'altra parte che rappresenta l'altro terzo, che siamo di fatto divisi un terzo, perché lasciamo perdere i parlamentari, ma il voto più o meno ha dimostrato questo. L'altra parte, quindi l'altro terzo rappresentato da Berlusconi e da Forza Italia, ha accettato la partita. Io credo che se riescono a trovare una soluzione veloce all'interno delle 3 proposte fatte, ben venga, e che il Parlamento in termini brevissimi possa portare queste correzioni. È il ritorno al Mattarellum, per me va benissimo, è il sindaco d'Italia, va benissimo, anche sul sindaco... Il modello spagnolo che sembra piaccia tanto sia a Renzi che a Berlusconi? Anche se il sindaco d'Italia ha bisogno di una modifica costituzionale, perché a quel punto quello che viene eletto non verrebbe più eletto dal Parlamento, ma verrebbe eletto dal popolo, quindi un'elezione diretta, e quindi bisogna modificare la Costituzione, i tempi sono un po' più lunghi. L'altra partita, l'ispanico, è un sistema che è fatto con collegi, simile al Mattarello, un po' diverso, nel senso che in quel caso
i partiti piccoli rischiano di restare fuori, ed è per questo che c'è un po' di mal di pancia nella maggioranza, perché i partitini che oggi, insieme al PD, perché di fatto sono restati i partitini, sostengono Enrico Letta, cioè sostengono l'attuale governo, sono un po' e vanno un po' in difficoltà. Ecco, io penso che si dovrebbe distinguere in modo chiaro le sorti del governo dalla legge elettorale, cioè il governo deve finire le riforme che deve fare, tra cui la legge elettorale, che non è di sua competenza, ma finché non c'è un governo abbiamo visto che il Parlamento non lavora, perché non è che nei mesi che... quindi fa il semestre europeo, l'anno prossimo si andrà a votare le politiche, nel frattempo si fa la nuova legge elettorale. L'importante è che non sia un dispetto fatto per far saltare il governo, ecco, questo no. Però in questa partita, insomma, i mal di pancia non sono soltanto nel nuovo centrodestra, che rischia con il modello ispanico di non trovare una sua collocazione, anche se magari si potrebbe pensare che tutto rientra in un disegno, per cui poi nella presentazione alle elezioni il nuovo centrodestra e Forza Italia magari si presentano assieme accorpati, riproponendo, che ne so, un nuovo PDL. Però c'è un mal di pancia anche da parte di alcune settori del Partito Democratico, insomma non sono proprio contenti i bersaniani, quelli che dicono che un accordo con Berlusconi appunto non piace. Ma a me, sono dichiarazioni ovvie per coerenza. Beh, non è il tema dei bersaniani, ci sono alcune parti del Partito Democratico, secondo me quelle parti che ancora ritengono, siamo ancora al passaggio precedenti, cioè legato al fatto che era il nemico numero uno, era il cognome più citato, quello che ha detto lei. Sì, lo so, lei sto notando che lei non lo sta dicendo. E quindi probabilmente vivono ancora di questa cosa, invece questa partita ormai è andata, ormai Berlusconi è un pensionato della politica. Il tema che non sia ancora riuscito a trovare il suo sostituto è un problema suo, però è naturale che in questo momento è l'unico che bene o male là dentro tiene le fila, poi non potrà candidarsi e quindi io non mi preoccuperei piuttosto di fare in modo di essere compatti nel momento in cui si arriverà al dunque a riformare la legge elettorale, cioè dare l'idea che tutto sommato, cosa che gli italiani tutto sommato hanno avuto questa impressione in questi anni, che tutti dicevamo che la legge elettorale non ci piaceva, però alla fine restava questa, non funziona più. Ora è tempo di fare quello che si dice, di dire quello che si fa. E Matteo Renzi sembra l'unico che in questo Matteo è spregiudicato al punto giusto, e devo dire che mentre prima ti capitava una discussione politica che dicevi sempre il nome di quello che non voglio dire, oggi in una discussione politica il nome di Renzi viene sempre fuori alla grande. Insomma, ecco. È una manovra molto oculata, anche quella che ha fatto Renzi, di invitare Berlusconi nella sede del PD per questo incontro. Certo. Ha un significato politico, una valenza politica, forza? Dimostra chi sta comandando il gioco e dimostra anche che vuol farlo alla luce del sole. Abbiamo alle spalle i patti della crostata, il patto della crostata è stato fatto in casa Letta, non nella sede di un partito, per dire, e altre cose in passato legate a luoghi che non erano luoghi. Da questo punto di vista è chiarissimo, cioè era chiaro che nel momento in cui Grillo ha detto di no alla riforma non poteva essere che un coinvolgere Forza Italia. Berlusconi ha accettato questo tipo di opportunità e questa possibilità, Renzi ha detto ok, il gioco lo comando io, vieni in sede da me, non facciamo cose strane che tanto dopo 5 minuti si sarebbero sapute e conosciute, quindi meglio così, meglio chiarezza. Credo che da questo punto di vista, insomma, probabilmente stiamo diventando un moderno paese occidentale dove ci sono le sedi adeguate per svolgere le attività politiche e non ci si ritrova nelle taverne o nei soggiorni di qualcuno. A proposito di Enrico Letta, il Presidente del Consiglio, rischia che a lui rimanga il cerino in mano? No, Enrico
Enrico, il Presidente del Consiglio, sbaglio. Beh, Enrico Letta, lo dobbiamo dire, ha una particolare affezione, no, al Partito Democratico veneziano, sì, no, anche in tempi non sospetti, insomma, io e il c'è una Presidente del Consiglio tradizione. abbiamo un rapporto di amicizia e lui sta facendo bene il suo ruolo tra mille difficoltà. In un momento molto difficile lui si è messo a disposizione, come si è messo a disposizione nel momento in cui ci saranno altri scenari, lui resterà comunque una riserva di questo Paese a disposizione di chiunque. Lo stesso Matteo Renzi, quando avrà l'occasione, io spero, di poter guidare questo Paese, non potrà che contare perché stiamo parlando comunque di persone di grandissima esperienza e molto giovani. Il fatto di vederlo parlare in inglese all'ONU è stata una cosa Devo interrompere perché su questo punto vorrei ritornare subito dopo la pubblicità, perché è interessante proprio capire anche qual è il ruolo tra Renzi, qual è il rapporto tra Renzi e Letta. A tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio con noi Marco Stradiotto, segretario del Partito Democratico di Venezia. Si diceva Enrico Letta, il ruolo di Enrico Letta in questo ridisegno globale che sta avvenendo, insomma Renzi va avanti per la sua strada, ha necessità di trovare un accordo per questa legge elettorale che va fatta al più presto, però dall'altra parte c'è il governo guidato da Enrico Letta che un giorno sì un giorno anche si dice traballa, scricchiola, anche se tutti sappiamo che comunque deve arrivare fino al 2015, insomma questo è l'auspicio. Anche se probabilmente, non so, Renzi vorrebbe andare al voto una volta, si riesce a chiudere, secondo lei questo accordo sulla legge elettorale, in qualche modo si potranno essere le elezioni anticipate? Le elezioni anticipate possono avvenire solo dopo che si è fatta una nuova legge elettorale, quindi credo che questo sia quello che hanno capito tutti. L'ha capito bene anche Berlusconi, quindi molto probabilmente è la volta buona che eliminiamo questa maledetta legge elettorale che, insomma, come ho avuto modo di dire prima, è assolutamente perversa. Ma è plausibile il 25 maggio 2014? No, io credo che... L'election day? No, intanto mi pare che ci sia una norma che non autorizza le politiche europea, che non autorizza le elezioni politiche in contemporanea con le europee, cioè le europee hanno questa caratteristica, cioè i fini del risparmio si possono fare le amministrative però, quindi questo è un altro dettaglio, ma non è questo, non è un problema casomai di farle una settimana prima o dopo. Io credo e ritengo che insomma, fatta la legge elettorale poi potrebbe essere che si va a votare anche in autunno, cioè non è che c'è il problema del semestre europeo però, ma i termini saranno quelli dell'anno prossimo. L'importante è fare in modo di mettere il governo nelle condizioni di fare il meglio che può e date le possibilità insomma, durante questi prossimi 12 mesi. Ci sono tante cose da fare, alcune cose fatte in questi mesi non sono state fatte benissimo. Quindi concorda con quello che ha detto, perché tornando al rapporto Letta-Renzi, il boccino in questo momento ce l'ha in mano Matteo Renzi. Sì, però Matteo Renzi deve... Che cosa può fare Letta? Fare tesoro, perché magari ci possono anche... Insomma... Matteo Renzi deve fare tesoro di quello che sta succedendo adesso. Quindi? Nel senso che purtroppo sto paese, forse non so se... Da sindaco è facile comandare un comune. Comandare un paese da Palazzo Chigi è molto più complicato e siccome Enrico Letta è molto bravo, se Enrico Letta diceva ha fatto poco allora? Perché la squadra non è che ha fatto poco, è che per dire io faccio l'esempio che ho seguito la vicenda dell'IMU, so perfettamente che quello che è uscito non è quello che aveva in testa Enrico Letta. Cioè cosa aveva in testa? In testa il fatto di arrivare a una service tax che fosse una vera service tax, no? Questa confusione dove alla fine cambierà poco rispetto a prima. Aveva intenzione di arrivare a una norma che prevedesse che veramente i sindaci fossero responsabilizzati. In realtà, purtroppo, adesso io spero che ci possa ancora modificare, ma siamo arrivati a una tassa che cambia nome e che per assurdo continuerà ad essere sperequata, nel senso che può essere che l'IMU pagata a Padova serva per pagare i servizi a Napoli. Ecco appunto, il ma che allora non funziona. Chi è responsabile di questi pasticci? Allora, sto paese va ribaltato come un calzino
io credo che il Ministero dell'Economia vada spezzato e si debba tornare indietro. Economia e bilancio. Deve essere tesoro e bilancio, come era una volta. È l'esatto contrario di quello che si dice sul fatto di eliminare ministeri, ma in quel caso abbiamo creato un mostro da 7 teste e delle 7 teste non riusciamo a controllarne nessuna, perché sull'IMU, secondo me, alla fine quello che ne è uscito è stata la ripicca dell'economia nei confronti di quello che ha deciso Palazzo Chigi. Quindi sono i dirigenti alla fine? Che in Non sono dirigenti, no. Nel nostro paese i capi di gabinetto prendono più di un ministro. I capi di gabinetto restano o comunque vanno alla Corte dei Conti, al Consiglio di Stato, eccetera. E le loro capacità operative? E i ministri vanno a casa. Però i ministri firmano. Sì, ma l'importante è, come dire, è come se tu salissi un'auto dove pensi di guidare tu, in realtà tu hai il volante finto e dall'altra parte ecco, ma teleguidata da un computer. Io ho avuto l'occasione anche di essere dentro un ministero per un anno, eccetera, e ho capito quanta difficoltà c'è e quindi da questo punto di vista io dico a Matteo Renzi: guarda Matteo, che governare Firenze è una storia, governare lo Stato è completamente diversa, utilizza anche l'esperienza di questi mesi di Enrico, aiutalo e fai bene a stimolarlo rispetto a determinate questioni, però usiamo questo anno anche per capire quali riforme fare per permettere a chi arriva di avere una macchina che può partire da subito. Come si fa a riformare la macchina? Perché una cosa che secondo me sta emergendo negli ultimi tempi è proprio questo: prima la responsabilità in toto ai politici, a coloro che in un modo o nell'altro abbiamo eletto, adesso invece sta emergendo che dietro la prima fila dei politici c'è tutto un apparato dello Stato fatto anche di persone, dirigenti, funzionari, appunto intoccabili, che hanno un potere incredibile. Allora io dico, se io anche sono un politico, un Presidente del Consiglio con delle idee, se poi però elaborano i piani personaggi che sono lì da 50 anni, non ne veniamo fuori. Come si può scardinare questo meccanismo anche finalmente dando vita alla riduzione della spesa pubblica? Possono spazzare via alcuni funzionari, metterli in altre mansioni, si può avere una squadra ad hoc di cui ci si fida, che non è solo la squadra dei ministri. Io credo che debba essere messa in discussione la garanzia del posto per chi guadagna più di 5.000 euro al mese. Perché in questo paese, per assurdo, siamo arrivati che quello che guadagna 800 euro al mese lo cambiamo ogni 3 mesi. Sì. Quello da 5.000 euro al mese che lavora nello Stato non lo sposti neanche di scrivania. Ecco appunto. E in più, quando può, ti metti i bastoni in mezzo alle ruote. Allora, io non discuto che se uno è bravo, io non discuto sullo stipendio. Penso che nessun italiano è sottointeso però che uno che prende più di una certa cifra il posto fisso non ne ha diritto. Ti pago tanto, vuol dire che quando sbagli o quando non fai bene ti mando a casa. Mentre devo garantire quello da 800 euro al mese. Esatto. Questo è poco ma sicuro. Prima cosa. E in questo mi piacerebbe che anche a livello sindacale su questa partita iniziassimo a capire che sopra i 5.000 euro bisogna essere liberi professionisti. No, io ho vissuto una... No, potrebbe essere un'idea. Io ho vissuto... Sopra i 5.000 euro un contratto da libera professione. Di solito ho visto di quei contratti che sono assurdi, no? Ma perché poi all'interno di quella squadra, tu immagini all'interno di una struttura dove hai delle persone che guadagnano cifre stratosferiche e persone che guadagnano 800.000 euro al mese e siamo nella stessa struttura, cioè stride da matti, magari poi... spesso poi si è fatto anche la guerra ai portaborse, no? Che io devo dire, portaborse spesso sono dei ragazzi giovani che hanno a 800 euro, 1.000 euro. Ma quella infatti... per fare chiarezza su quelli che sono i meccanismi, perché non è tagliando un portaborse che forse sono le uniche occasioni che per qualcuno di... Oddio, anche là, guarda, se quello potesse essere la storia della clientela dobbiamo toglierla. Questo d'accordo. Ti racconto, chiamiamolo assistente. Ti racconto questa cosa non mi pare che alcuni assistenti parlamentari guadagnino fior di soldi, parlo di giovani. Ti voglio raccontare questa cosa che mi è capitata personalmente. Io ho avuto l'onore di essere per un anno sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico. Sì, certo. In quanto tale avevo diritto di scegliermi un capo segreteria. Io ho aspettato qualche giorno e poi ho scelto una signora che avrà 10 anni più di me, che ho trovato nella segreteria del mio predecessore, ma era un semplice impiegato, ho visto che era brava, che si dava da fare
e ho detto tu mi fai capo segreteria. In questo modo il Ministero ha risparmiato, Certo. ho scelto una della struttura. Perfetto. E la cosa ha funzionato benissimo, ma la cosa più bella è stata la soddisfazione che dopo 20 giorni mi chiama il vice capo di gabinetto e mi dice, non mi chiamava comunque, mi chiama col cognome e mi dice lei non ha idea di quale scelta ha fatto, nel senso che noi ci ricorderemo sempre di lei, perché ha scelto una di noi brava, che si dà da fare e non la deluderà. Sì, infatti si possono e trovare. qua dentro viceversa qualche volta abbiamo visto persone al posto suo fare scelte diverse, che hanno scelto l'amico, l'amante, non l'amante, Sì, tanto certo. per capirsi. Ma sì, questo è un meccanismo. E quindi questo è stato, in più io indirettamente avendo scelto uno della squadra ho mantenuto quel rapporto, cioè ancora oggi per assurdo ho un rapporto con quella struttura che se ho la necessità di comprendere un determinato fatto perché e per come riesco ad avere un'informazione e capire e viceversa se domani chiedo datemi una mano a scrivermi una norma trovo della disponibilità. Però vede, e purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione, penso che quella signora non fosse della linea dei dirigenti. No, tra l'altro non so neanche per chi votasse, non mi è mai interessato. Ma a prescindere, ho visto che lavorava. Ma non era della linea dei 5.000 euro. No, è lì che bisogna andare a incidere. Magari due giovani intendo anche quarantenni, adesso non voglio per forza ventenni, ma due persone da 2.500 euro fanno più di uno da 5.000. Certo. Ringrazio Marco. No, c'è anche quello da 5.000 che fa per 10.000, Cioè. Dico, quelli che non... Okay. Però se quello da 10.000 fa per 3.000 e non lo posso muovere, non funziona. Perfetto, io ringrazio Marco Stradiotto. Grazie a voi. E subito dopo la pubblicità continuiamo a parlare di politica con il vicepresidente dell'ANCI. A tra pochissimo, grazie.